Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo ad occuparci del giovane marocchino di Luzzi arrestato nel gennaio scorso. Secondo gli inquirenti avrebbe voluto raggiungere la Siria per diventare un foreign fighter. Sentiamo Gianluca. Amil Mehdi sarebbe diventato un foreign fighters. L'intenzione del marocchino, arrestato nel gennaio 2015 dalla Digos di Cosenza su richiesta da DDA di Catanzaro, era quella di raggiungere le zone teatro di guerra in Siria e in Iraq e mettersi al servizio dello Stato islamico. È scritto nella sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, al termine del procedimento speciale e abbreviato che ha portato alla condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione del 26enne. Il magrebino, giunto in Italia nel 2005 per ricongiungersi ai propri familiari, commercianti ambulanti residenti a Luzzi, era stato tratto in arresto nell'ambito della nuova legislazione antiterrorismo. Il quadro accusatorio che lo riguardava permise di applicare per la prima volta in Italia le norme che sanzionano la pratica dell'autoaddestramento, condotta prevalentemente attraverso il web dagli aspiranti foreign fighters di matrice jihadista. Tutto iniziò con una perquisizione domiciliare all'abitazione della Mil, bloccato all'aeroporto di Fiumicino in entrata dalla frontiera turca, da dove era stato respinto per motivi di sicurezza pubblica. Al momento del controllo, Amil era in possesso di un unico bagaglio a mano, contenente un pantalone tipo militare, pochi altri capi di abbigliamento, una pubblicazione dei Fratelli Musulmani sui comportamenti che deve tenere un buon musulmano secondo il Corano, 2 telefoni cellulari e 800 euro. All'epoca i familiari, all'oscuro del viaggio del congiunto, riferirono che sarebbe dovuto rientrare a casa nella stessa serata, circostanza non compatibile con la volontà del giovane di andare a Istanbul. Per gli inquirenti, i fatti avvaloravano la supposizione che il marocchino potesse essere partito alla volta della Siria, con l'intenzione di addestrarsi e combattere al fianco dei guerrieri dell'ISIS. La possibilità che reiterasse il tentativo di recarsi in territori di jihad ha portato ad attivare servizi di osservazione e pedinamenti che hanno evidenziato una naturale propensione del giovane a sposare la causa dell'ISIS, l'utilizzo di piattaforme di comunicazione diverse da quelle abituali, l'accanito interesse per immagini, filmati e altri contenuti propagandistici riferiti all'organizzazione, linkati quotidianamente tramite diversi siti telematici d'area, i cui contenuti rimandano a forme di addestramento e combattimento tra soggetti incappucciati, tutti contrassegnati dall'inconfondibile brand dello Stato islamico, la volontà di raggiungere la Turchia e poi il progetto di trasferirsi in Belgio. I numerosi elementi raccolti hanno costituito una solida base sulla quale integrare diversi profili penali contemplati dalla nuova legislazione antiterrorismo e fermare quel ragazzo insospettabile, ben integrato nella comunità italiana che però sognava un futuro da jihadista.